Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati amici, conoscete questo bel faccione? È il Mostasù delle Cossere, all'incrocio tra Corso Mameli e Contrada delle Cossere. Il Mostasù delle Cossere è un famosissimo altorilievo murato in Corso Mameli che rappresenta un faccione con una lunga barba a cui manca il naso. L'origine di questa statua è incerta, anche se ci sono molte leggende a riguardo. La più famosa riguarda un imperatore del Medioevo, Arrigo VII, che nel 1310 scese in Italia durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Quando a Brescia i Ghibellini, che sostenevano l'imperatore, vennero cacciati dai Guelfi, sostenitori del Papa, Arrigo VII assediò la città e giurò che ne avrebbe distrutto le mura e che avrebbe tagliato il naso a tutti i cittadini. Fu l'intervento del legato pontificio Luca Fieschi, nonché il pagamento di un pesante tributo, ad addolcire l'ira di Arrigo VII, che si accontentò di mozzare il naso a tutte le statue, tra cui quella del Mostasù. E da qui iniziamo la nostra passeggiata con un detto facile, quello di oggi è abbastanza indovinabile. Mei pirdil che troal. Meglio perderlo che trovarlo. Quando uno rompe le balle, scusi, si dice mai perdil che trova. Non è il caso di suo marito, vero? No, Per adesso. Quanti anni di matrimonio? è 55. Che gioia, auguroni, Grazie. tante cose belle. Grazie. Meglio perderlo che trovarlo. E quando lo pensa lei questo? Le capita di pensarlo o peggio di dirlo? Di pensarlo, anche di dirlo qualche volta. Non in questo momento. No, per carità, grazie, ci ho preservato. Ma chi? Amici, colleghi? Facciamo mariti, più di uno? Non so. Porta sempre di sé. Sempre, Sempre. come sempre. Porta... Cosa vuole che le dica? Sempre mai pirdì che trovai. Sì. Meglio perdere una persona che trovarla. In dialetto, meglio perdere che trovarla. E le capita di dirlo o di pensarlo? Sì, poi quando ci si trova tra bresciani è una cosa normale questa. Quante volte l'ha pensato? Adesso non le ho contate, non le ho messe sul telefono. Grazie. Prego. Mei perdil che troal, che significa? Meglio perderlo che trovarlo, vuol dire che è uno che porta scarogna. Allora uno dice meglio perderlo che trovarlo, perché porta scarogna. Meglio perderlo che trovarlo. Non è riferito a lei, vero? No, lei no, lei è un tesoro, quindi meglio tenersela stretta. Oh, non lo so il significato. Beh, mei perdil che troal? Non lo so cosa. E la traduzione? No, non lo so la traduzione. Mei perdil. Che troval. Come perdil che troval. Mai perdì la persona che è antipatico. Le mai mandarlo via. È capitato? Certo, ma 90 anni. Come 90? Complimenti. Meglio perdere che trovarla giù che val poco. Mei perdil che troal. Lei signora come se la cava col dialetto? Mi occupo di tradizioni popolari da un po', quindi qualcosa mi ricordo, anche se sono valsabbina. Direi che è appropriato per il politico di turno di tendenza, no? Mei perdil che troal. Assolutamente sì. E se non fosse un politico a chi lo direbbe? Attualmente quelli sono quelli che, diciamo, principalmente raccontano un sacco di bugie, quindi preferirei perderli che trovarli. Preferisco tanti fatti e poche chiacchiere. Beh, c'è quel che va su mia tata la urbe che ogni se la mia tata compagnia, la mia tata compagnia va la mia tata. Quindi le mei perdil che troal. E tu, caro Mostasù, che dici? Che significa? Che vuol dire per te mei pirdil che troal? Mostasù, parla pure. Insomma, amici, mei pirdil che troal è facile, no? Meglio perderlo che trovarlo, detto di persona di cui ormai purtroppo non si ha più fiducia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima puntata. Ciao!